Assalto alla Fantic di Dossoni, i banditi intercettati dai carabinieri si schiantano con l'auto ma riescono a scappare, recuperata la refurtiva, 14 e-bike del valore di 70.000 euro. Quello di ieri sera è l'ennesimo furto alla Fantic, nonostante tutti i dispositivi, dall'allarme alle telecamere, i ladri hanno colpito ancora una volta l'amarezza della titolare. A Codogné alcuni residenti propongono ronde con auto e megafono, il paese si divide, intanto altre razzie nel giorno in cui molti fedeli erano alla processione della Madonna della Salute. Sul problema è intervenuto questa mattina anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che sollecita prefetto e forze dell'ordine a dare un'adeguata risposta ai cittadini. Mattinata di paura nel quartiere di San Liberale Treviso, a causa di una fuga di gas è stato necessario evacuare l'ufficio postale e diverse abitazioni. Il movimento delle sardine continua a ampliarsi anche nella Marca, primo appuntamento in Piazza Borsa il prossimo 30 novembre. Bimbi Vigili del Fuoco per un giorno grazie a un progetto di Unicef, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione della giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali è ancora la guerra quotidiana sul fronte sicurezza in primo piano, con l'assalto di ieri sera alla Fantic di Dosson. I banditi intercettati dai carabinieri si sono schiantati con l'auto, sono riusciti a scappare, ma le forze dell'ordine hanno recuperato la refurtiva. Sentiamo. Sfondando un portone con l'auto usata come ariete sono entrati nel capannone della Fantic a Dosson di Casiere. Di meno di un minuto hanno caricato su un furgone 14 e-bike per un valore di circa 70.000 euro. Ennesimo furto in un'azienda della Marca, ma stavolta il comando di malviventi è stato intercettato dai carabinieri impegnati nei servizi potenziati di pattugliamento del territorio disposti in seguito all'impennata di colpi delle ultime settimane. La pattuglia ha intercettato una Renault Megane che alla vista dei militari si è data a precipitosa fuga. Ne è nato un inseguimento piuttosto pericoloso e spericolato che si è concluso con lo schianto dell'autovettura dei malviventi contro un autocarro fermo in sosta. I due ladri a bordo dell'auto sono riusciti a scappare a piedi. Intanto una seconda pattuglia ha raggiunto la Fantic, dove ha recuperato il furgone con la refurtiva, restituita al legittimo proprietario, e svariati arnesi da scasso. Sicuramente ad agire una banda di professionisti. Si trattava probabilmente di 4 uomini, 2 erano a bordo della Renault Megane e altri 2 erano sul Ducato pronti a portar via la refurtiva. Entrambi i mezzi risultano rubati nel Vicentino. I carabinieri ora indagano per risalire ai componenti della banda, che probabilmente avrebbero piazzato questa refurtiva sul mercato estero attraverso la piattaforma online. Quello di ieri sera l'ennesimo furto, anche se poi, come abbiamo visto, i carabinieri sono riusciti a recuperare la refurtiva, nonostante comunque telecamere e allarmi, i ladri hanno colpito ancora una volta, e cioè l'amarezza di chi assiste impotente a queste razzie. Non ti senti sicuro, ecco, questa gente evidentemente ha poco da perdere rispetto a quello che perdiamo noi. Sconcerto e rassegnazione alla Fantic di Dosson dopo l'ennesimo colpo che l'azienda ha subito, il quinto in poco più di un anno. Stavolta è andata bene, il bottino è stato recuperato grazie alla tempestività dell'intervento dei carabinieri, arrivati 2 minuti dopo che l'allarme era scattato. Ladri esperti, senza dubbio, velocissimi a caricare le bici e con occhi allenati a scegliere solo i modelli più costosi. Queste sono le biciclette sotto sequestro? Sì, queste sono le biciclette che sono state oggetto di carico da parte dei ladri in un minuto e pochi secondi. Sono 14 caricate in un attimo sul furgone. E qui, come nelle altre aziende della Marca bersagliate dai ladri, ci si sente nel mirino, come se il furto, nonostante allarme, telecamere e quant'altro, sia diventato un normale rischio d'impresa. Una cosa che l'azienda comunque deve mettere in conto, e quindi vivi sempre un po' sospeso, vivi alla notte guardando il telefono perché hai paura che ti arrivino i messaggi della sicurezza, dove comunque c'è stato l'ingresso di malviventi. Hai paura di non aver chiuso magari tutto bene perché da un momento all'altro ti entrano dentro. Questa è un po' la sensazione che abbiamo. E poi c'è Codogné che anche ieri è stata visitata dai ladri, non solo Codogné ma l'intera zona, ladri che hanno approfittato della vasta partecipazione alla processione per la Madonna della Salute da parte dei fedeli, ed è una Codogné che si interroga sulle ronde. Ieri sera le ho viste
solo alla chiesa vecchia perché c'era la processione, in altri posti non c'erano carabinieri. Forze dell'ordine alla processione e ladri nelle case. È accaduto ieri sera a Codognè, da diversi giorni nel mirino dei topi d'appartamento. Oltre alle case nel capoluogo sono 2 le abitazioni visitate nella frazione di Bibano, ma i ladri sono entrati anche in alcune abitazioni di Vallonto e di Rovarbasso. E tutto non a notte fonda, ma all'imbrunire fino più o meno all'ora di cena. Una situazione che ha imposto un incontro urgente tra sindaco e comandante della locale stazione dei Carabinieri. La pista c'è, stiamo indagando tutti insieme in sinergia. Veri e propri raid concentrati in pochi giorni. Parlando con i carabinieri non sono in percentuale più alta rispetto agli anni scorsi, ma fanno pensare perché sono concentrati in 3 giorni. Nel frattempo i cittadini esasperati si sfogano sui social e così è nata l'idea delle ronde in auto con megafoni che girano a tutto volume con l'intento di disturbare i ladri. Si va anche oltre, proponendo cartelloni con le azioni che ogni cittadino dovrà mettere in atto. E se sul primo tema il sindaco è alquanto scettico? Le ronde lasciamo stare perché non è questa la soluzione e sappiamo molto bene che sono illegali. Sindaco che invece approva le buone pratiche per evitare brutte sorprese. Controlliamo meglio, chiudiamo meglio le nostre case, se abbiamo l'allarme installiamolo, perché a volte abbiamo l'allarme ma non lo installiamo, cerchiamo magari di fare una passeggiata in più intorno al marciapiede della nostra abitazione, facciamo la cortesia anche di controllare le case delle famiglie vicine, ma proprio nel buon clima del buon vicinato. Il megafono, una macchina può percorrere una strada principale, può percorrere una strada asfaltata, ma certo non è un deterrente per chi invece conosce i nostri campi. Infatti una delle piste è valutare chi ha frequentato i nostri campi negli ultimi mesi. Il tema ronde ovviamente è sulla bocca di tutti a Codognè, sentiamo il parere dei residenti. Siamo stanchi sinceramente di questi fatti perché... E c'è chi ha lanciato l'idea delle ronde? Sì, ma ancora questo forse non è sufficiente. Perseguitati e controllati dai ladri, così si sentono a Codognè. Ciò nonostante nessuno degli intervistati approva le ronde col megafono. Non serve a niente quello, eh? Cosa servirebbe secondo lei? Niente, stare più attenti. Passato il megafono. Sono più intelligenti di noi, forse. Per la maggioranza, più che portare i megafoni per le vie di Codognè, bisognerebbe agire sulle leggi di condanna per chi ruba. Forse le forze dell'ordine non sono aiutate dai giudici più che altro, perché lasciano fuori sempre tutti. Ma per farsi raccontare qualcosa di più bisogna abbassare la camera. Mi fa, guarda che ha bussato a finestra, sabato, non che crede, ieri altro, la mezz'ama per esempio vai da porto da compagno in bagno, tacchimo a luce, mi trovo faccia davanti. Il timore non è tanto per il furto, quanto per trovarsi faccia a faccia con i malviventi. Io ho paura per i miei fioi, no per me. Ma io ormai sono anche a una certa età. Io ho paura di loro perché insomma sono casa da sola, in mezzo ai campi e non è che sia facile. In realtà quello che serpeggia tra la gente è una sorta di rassegnazione mista a fatalità. Cosa fa per evitare? Ah, niente non faccio. Beh, si chiuderà in casa almeno. Beh, in casa sempre ci chiudiamo. Però non si fa niente. Se vogliono entrare, entrano dappertutto. Chiede al prefetto di Treviso e alle forze dell'ordine di dare ancora maggiori risposte. L'appello è del governatore del Veneto, Luca Zaia, proprio sulla questione furti. Sentite le sue parole. Marca trevigiana flagellata dai furti, Presidente, al punto che a Codognè qualcuno rispunta anche con le ronde. Ma guardi, capisco questo anche perché molti cittadini mi hanno contattato, mi hanno chiamato, mi scrivono anche questa mattina per dirmi qua non riusciamo più a dormire, nel senso che sembra che arrivino proprio delle squadre di delinquenti, di ladri che vengono addirittura, non so, penso arrivino con i van e li scaricano per le vie e questi vanno a far razzie. È un appello al prefetto, a tutte le forze dell'ordine trevigiane di lavorare pancia a terra, so che lo fanno già, però è pur vero che noi dobbiamo dare una risposta ai cittadini. Poi non meravigliamoci se i cittadini si organizzano con le ronde. Allora, in Inghilterra funzionano già, si chiamano neighbor watching, no? il controllo del vicinato. Direi che tutti assieme dobbiamo fare squadra, però è pur vero che questa ondata di furti e di invasioni delle proprietà private deve essere fermata. Lasciamo quest'ampia pagina sulla questione sicurezza e raccontiamo le prossimo servizio la paura di stamane a San Liberale. Siamo a Treviso per una fuga di gas.
Una perdita di gas ed un fortissimo odore che invade tutta l'area di Piazza Unità d'Italia, cuore del quartiere di San Liberale. Il gas si insinua nei palazzi, nel bar, nella farmacia e nell'ufficio postale e scatta la paura. Intorno alle 10 meno un quarto abbiamo cominciato a sentire un fortissimo odore di gas e quindi abbiamo subito deciso di aprire tutte le porte e le finestre dell'ufficio e far uscire le persone dall'ufficio. Gran trambusto nel quartiere e mentre scatta l'evacuazione dell'ufficio postale arrivano tempestivamente sul posto i vigili del fuoco chiamati dai residenti e poco dopo i carabinieri. A posto? La posta è chiusa. L'intera area viene evacuata e transennata. Abbiamo provveduto subito comunque a mettere in sicurezza sia le persone principalmente che l'ufficio, per cui seguendo tutte le varie procedure del caso. I pompieri intanto cercano l'origine della fuga di gas che viene individuata in un contatore esterno adiacente al bar dove era stata sostituita una guarnizione. Una volta individuato il problema, con l'ausilio dei tecnici è stato riparato il guasto e l'allarme è rientrato. Dalla cronaca alla politica, l'abbiamo raccontato 2 giorni fa, la mobilitazione anche nella Marca trevigiana del cosiddetto movimento delle sardine. Ebbene, c'è già il primo appuntamento. Il primo appuntamento a Treviso sarà il 30 novembre prossimo, un flash mob in piazza Borsa alle 18:30, quindi continua la diffusione del movimento delle sardine in Veneto e anche nella Marca trevigiana, quindi il flash mob per sabato 30 novembre. Nel nome, abbiamo raccontato, nel nome della lotta contro i sovranismi, contro i populismi e nel nome dell'antifascismo. E a proposito dell'antifascismo, da Bassano del Grappa, dall'ex sindaco di Bassano del Grappa, arriva una proposta che riguarda anche alcune città della Marca trevigiana. La senatrice a vita Liliana Segre, attaccata con minacce e ingiurie per aver osato sopravvivere ai campi di sterminio nazisti, sta ricevendo molte cittadinanze onorarie da tutta Italia, da comuni di sinistra, di centro, ma anche fortemente leghisti, come ad esempio Varese. Ora, in spirito bipartisan, l'ex sindaco di Bassano Poletto chiede al Consiglio Comunale non solo di offrire la cittadinanza onoraria alla senatrice, ma propone che tutte le città a medaglia d'oro alla resistenza del Veneto si uniscano in questa iniziativa, ossia oltre a Bassano anche Verona, Vicenza, Belluno, Treviso e Vittorio Veneto. Facciamo la proposta nel prossimo Consiglio Comunale a Bassano di conferire la cittadinanza onoraria di Liliana Segre come altre città hanno fatto in Italia e proponiamo che lo facciano anche tutte le altre città del Veneto che hanno avuto la medaglia d'oro a valore militare o civile proprio per meriti legati alla resistenza, il periodo che va dal 43 al 45, perché evidentemente dopo i numerosi e inqualificabili attacchi che ha dovuto subire la senatrice Segre abbiamo preso atto che gli anticorpi nei confronti di quel razzismo, quella violenza e quell'odio non sono mai abbastanza. Allora, le città più colpite, le città che hanno avuto un riconoscimento ufficiale proprio per meriti legati all'antifascismo, alla lotta contro l'occupante nazista, debbano mettersi insieme e abbracciare questa nostra cittadina che è anche senatrice, conferendo la cittadinanza onoraria, in questa maniera fare un gesto simbolico molto forte, dicendo chiaramente da quale parte bisogna stare. Il rischio è però che la proposta venga rifiutata per motivi politici, visto che è chiesta dall'opposizione, la maggioranza potrebbe rifiutare e sarebbe un peccato. Mi auguro di no per 2 ragioni. La prima, che i valori della Costituzione, dell'antifascismo, della lotta contro quel tipo di odio che si è incarnato nel nostro Paese in quel periodo non aveva colore politico all'epoca, perché c'erano liberali, comunisti, popolari, socialisti e azionisti, quindi ho tutto l'arco parlamentare che ha lottato contro la dittatura e ne è venuto fuori. La seconda, che molte altre città, come ad esempio Varese, che è governata da centrodestra, all'unanimità ha approvato una mozione esattamente uguale ed ha conferito la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Abbiamo guardato con ansia nei giorni scorsi, soprattutto il scorso weekend, le previsioni del tempo per quanto poi stava accadendo non solo a Venezia. Allora vediamo cosa accadrà in questo weekend con il nostro meteorologo, il generale Iannicelli. Purtroppo ormai da così lungo tempo siamo sottoposti ancora all'azione di una depressione, quindi di una circolazione di aria instabile
che interessa un po' tutte le nostre zone. Questa depressione si sposta con molta difficoltà verso est e continua quindi a imperversare su di noi con intensità più o meno forte. Quindi questo lascia presupporre ancora un fine settimana all'insegna del tempo perturbato. Infatti abbiamo un peggioramento, avremo un peggioramento nelle prossime ore, con un aumento della nuvolosità sensibile nella giornata di domani e poi con precipitazioni localmente anche a carattere più intenso, naturalmente non di lunga durata. Per domenica purtroppo tutta la giornata all'insegna della nuvolosità del cielo coperto, con precipitazioni che avranno carattere più o meno continuo. Dovremo aspettare lunedì per un miglioramento, quindi anche con un po' di sole, ma qualcosa anche di passeggero, perché poi da martedì ricomincia un peggioramento, ricomincia una settimana, diciamo, all'insegna del tempo variabile, a tratti anche perturbato. I venti saranno deboli, con qualche rinforzo dai quadranti orientali, le temperature al di sopra della media, per questo momento affluisce aria umida, quindi minime intorno a 10-11 gradi, massime che raggiungono anche i 15 gradi, quindi siamo nettamente al di sopra delle medie stagionali, Alto Adriatico molto mosso, addirittura agitato. È tutto. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo proprio da Treviso e dai bimbi vigili del fuoco per un giorno. Tuta, elmetto ed eccoli salire sull'autopompa per la simulazione di un intervento d'emergenza. Vigili del fuoco per un giorno, 6 bambini trevigiani messi a confronto con il mondo che li circonda, come nello spirito dell'UNICEF, che ha voluto celebrare così la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Oggi simuliamo che i nostri ragazzi abbiano ognuno di loro un ruolo tipo comandante oppure capo distaccamento, caporimessa, in modo da renderli compartecipi alle nostre scelte. Bambini ma anche bambine, visto che anche all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si lavora per la parità. Le donne sono come gli uomini, non c'è differenza, anzi tante volte le fanno pure meglio. Com'è andata? Bene. È stato difficile? Vuoi rifarla? No. Ma potrebbe essere che magari quando diventi grande decidi di fare il vigile del fuoco? No? Forse. Ci stai pensando? Sì. Però? Ma ti piacerebbe fare il vigile del fuoco? Sì? Anche il comandante magari? A te potrebbe piacere o meno? Sì, mi potrebbe piacere. Questo è il tuo cane? Sì. Ma è un cane particolare o è solo il tuo cane? È il mio cane. È il tuo cane? Ma cosa fa questo cane? La ricerca. Ricerca di persone scomparse? Sì. Quindi tu potresti fare il vigile del fuoco da grande? Forse sì. Prima partenza per Treviso. Kids Takeover, il nome del progetto che coinvolge famiglie, scuole e istituzioni per dare ai bambini la possibilità di scoprire, relazionarsi, fare esperienza. E soprattutto mettere in pratica l'articolo 12 della Convenzione, che è quello della partecipazione. Noi ci teniamo molto perché vogliamo creare i futuri cittadini del domani consapevoli, capaci di distinguere e di scegliere le azioni positive per loro. Lo sport adesso, dopo un fruttuoso mondiale in Brasile dove i veneti hanno fatto incetta di medaglie contribuendo al secondo posto dell'Italia nel medagliere, ricomincia l'attività regionale della Federazione Italiana Karate FIK con la seconda edizione del Trofeo Triveneto. Domenica 24 sarà il Palazzetto dello Sport di Istrana, il teatro della gara che coinvolge tutta la regione Veneto, ospiterà atleti del Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Sono attesi ben 600 atleti che si affronteranno nelle varie specialità e categorie di tutte le età. Appassionati dunque di karate, ma non solo. Appuntamento il 24 novembre al Palazzetto dello Sport di Istrana. Adesso le notizie dal Bellunese. E partiamo con la cronaca di un intervento dei Vigili del Fuoco che sono arrivati nel centro di Feltre per un incendio divampato all'interno di una casa storica. 4 persone bloccate dal fumo sono state portate in salvo dai Vigili del Fuoco e successivamente ospedalizzate per aver respirato del fumo. Le 4 persone sono un'anziana di 91 anni, la badante e 2 vicini di casa che hanno tentato di aiutare le donne. Erano rimasti bloccati dal fumo in un androne che portava al di fuori del caseggiato. Fortunatamente tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco.
E adesso parliamo di sicurezza, una Belluno più sicura, c'è un progetto per una Belluno più sicura ed è stato presentato oggi in prefettura. Una vera e propria cinta muraria virtuale fatta di videosorveglianza del territorio e dei mezzi di trasporto pubblico, diffusione del controllo di vicinato e rafforzamento del piano di controllo coordinato del territorio. Un vero e proprio piano Marshall per la sicurezza in una provincia la cui fotografia virtuosa sotto il profilo del crimine svetta ogni anno ai vertici delle classifiche sulla qualità della vita. A Palazzo Direttore il prefetto di Belluno Esposito ha presentato il piano articolato e partecipato da una pluralità di istituzioni volto a mantenere gli standard raggiunti e a migliorarli. Una provincia che deve guardare al futuro, un futuro che è fatto di investimenti straordinari, ci auguriamo di un potenziamento di infrastrutture ed una provincia quindi che deve crescere parallelamente anche pensando alla sicurezza, perché la sicurezza è una delle condizioni per fare sviluppo economico e sociale nel migliore dei modi. A chiusura anno, a dimostrazione che le classifiche non mentono, i reati sono ritornati ai valori del 2016-2017, con una diminuzione dei furti pari al 20% e un dimezzamento delle rapine. Ma lo scenario insidioso futuro pone a tutti la necessità di preservare questa condizione. Ecco perciò la videosorveglianza che per la prima volta viene concepita su scala provinciale grazie a 1 milione di euro messi a disposizione del Fondo dei Comuni di confine. E questo è l'obiettivo con cui noi siamo partiti alcuni anni fa, utilizzando proprio i fondi dei comuni confinanti per sostenere questo progetto che riguarda 25 comuni di fatto un po' di confine, che permettono, diciamo così, di garantire la massima sicurezza possibile ai nostri cittadini. Il secondo protocollo d'intesa sottoscritto oggi riguarda un progetto pilota di controllo degli autobus attraverso un moderno sistema di videosorveglianza installato su 19 vetture Dolomiti Bus. Ai tanti occhi che oggi abbiamo, anche tecnologicamente molto avanzati in città, aggiungiamo addirittura questi occhi ulteriori montati sugli autobus che riusciranno a dare immagini all'interno e all'esterno degli autobus, non solo a registrare immagini per poi visionarle, ma addirittura potranno essere visti in diretta dalla Polizia Municipale, dal 113, dal 112 e anche riavvolgere il nastro. E quello di oggi è stato l'ultimo atto ufficiale del prefetto a Belluno. Dalla prossima settimana Esposito ricoprirà il medesimo incarico a Lucca. Oggi è stato il tempo del commiato. Commosso, il prefetto ha ringraziato la comunità intera. Il piano presentato oggi, ha detto, è coerente alla filosofia di lavoro applicata nella mia missione a Belluno. Parole di gratitudine sono arrivate dal sindaco di Belluno, dal presidente della provincia, dal vescovo Marangoni. Martedì prossimo a Palazzo dei Rettori è previsto l'insediamento della nuova prefetta Adriana Cogode. E adesso il Natale in centro a Belluno. Come sarà? Pensate, ci sarà pure la luna. Scordatevi gli anni di stanca e di fiacca. Per il Natale 2019 i commercianti del centro di Belluno, d'intesa con l'Ascom, hanno deciso di fare le cose in grande per restituire al capoluogo delle Dolomiti quel senso di festa e di accoglienza di cui la città ha deciso di riappropriarsi. Finalmente avremo un Natale strepitoso. Ci stiamo lavorando da parecchio tempo con il gruppo del consorzio dei commercianti di Belluno e abbiamo preparato un sacco di cose veramente speciali. L'elenco degli eventi è lunghissimo e ricchissimo, a partire dalla luna di Luc Geram che da Londra arriverà diritta a risplendere sopra la fontana di Piazza dei Martiri. Questa luna è enorme, ha un diametro di 7 metri e rappresenta fedelmente la superficie lunare. L'avremo purtroppo solo per 3 giorni perché è delicata, non può stare all'aperto per tanto tempo. L'avremo il 6, il 7 e l'8 dicembre. Sarà sospesa sopra la fontana di Piazza dei Martiri. A farle da contorno 3 megasculture dell'artista bellunese Mauro Lampo. E intanto il centro comincia ad animarsi e per chi si fosse chiesto in questi giorni cosa ci fanno i ceppi d'albero che ricordano Vaia all'esterno delle vetrine dei negozi, eccone spiegato il motivo. Il significato è proprio della rinascita delle genti di montagna, dell'orgoglio di riprendere. Questi ceppi vengono da 57 comuni e 50 regole diverse sparse in tutto il territorio del bellunese. Non mancherà il mercatino di Natale del tutto rinnovato che offrirà i prodotti tipici del territorio, la pista di pattinaggio che è in fase di installazione in Piazza Duomo, dove troverà pure spazio un vero e proprio bosco. Sempre in Piazza Duomo, sulla facciata del Palazzo dell'Ex Tribunale, saranno proiettate le immagini delle montagne bellunesi, un doveroso tributo alle Dolomiti nel decennale del riconoscimento UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Si partirà il 30 novembre con l'accensione dell'albero in Piazza dei Martiri, un abete di 8 metri d'altezza che arriverà la prossima settimana dal Comelico. Il costo dell'operazione è di 200.000 euro, a cui hanno contribuito la provincia, il Galla e la Camera di Commercio, oltre a sponsor privati.
In chiusura vi ricordo l'appuntamento 20:10 fra pochissimo, si parlerà di autonomia, puntata da non perdere perché il costituzionalista Mario Bertolissi è ospite del nostro direttore Luigi Pacialli, fra pochissimo. Adesso il meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Nuovo ciclone sull'Italia, sarà un weekend caratterizzato dal maltempo sul nostro territorio, ma vediamo intanto la situazione di sabato 23 novembre. Sul Veneto precipitazioni diffuse, vedete un po' dappertutto, sulle zone montane, sulla pianura più settentrionale anche di moderata intensità, sulle province più a sud invece della nostra regione fenomeni più sporadici. Attenzione però a possibili fenomeni anche violenti in serata e in nottata. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 14 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo spiccatamente instabile, rovesci diffusi un po' su tutte le province, a tratti anche forti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra 12 e 16 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, dove avremo piogge sparse, meno probabili tuttavia sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 4 gradi, massime sui 9 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.